potenziato l'impianto idrovoro di Volta Barozzo alle porte della città. Dovrà proteggere diversi quartieri garantendo il corretto deflusso delle acque interne. Con questo intervento si raddoppiano le capacità di scarico in questi bacini e quindi secondo me sicuramente è migliorata la situazione in questo territorio. Potenziare l'impianto idrovoro di Volta Barozzo era tra le priorità assolute, pur se la zona non è finita sott'acqua nei tragici momenti dell'alluvione del 2010 che aveva messo in ginocchio tante zone della bassa padovana. Qui alle porte del capoluogo si sono temute le violente piogge improvvise che crearono sconvolgimenti ad abitanti e attività commerciali nel maggio dello stesso anno e molte zone cittadine nei quartieri sud, Forcellini, Terranegra, Quattro Martiri, Bassanello, Canestrini, Crescini e Sant'Osvaldo chiedevano quella maggiore sicurezza nel deflusso delle acque interne che arriva in misura maggiore ora. Impianto che salverà gran parte della zona Forcellini di Padova e quindi metterà in relazione il sistema secondario gestito dal Consorzio Bonifica e quella che è la rete di smaltimento delle acque meteoriche della città di questa zona. L'intervento è stato finanziato con un contributo di 880.000 euro dalla Regione Veneto e seguito nella realizzazione da Comune di Padova e Acegas APS. Sarà invece il Consorzio di Bonifica Bacchiglione a gestire l'impianto idrovoro dotato di 3 pompe. Altre opere di ristrutturazione della rete fognaria, spesso in sofferenza, sono già in programma. È una garanzia che si dà ai cittadini, ma logicamente siamo solo all'inizio perché sappiamo benissimo, abbiamo visto le conseguenze 1 anno e mezzo fa, il pericolo del disastro idrogeologico che abbiamo anche qui in provincia di Padova ma nel nostro Veneto complessivamente. A Spinea nel Veneziano